C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo un appuntamento con Centro Anch'io. In breve vi raccontiamo la figura di Don Luca Passi e poi vediamo come vanno le cose col nostro dialetto. Il fondatore delle Dorotee, Luca Passi, nacque a Bergamo nel 1789. Ancora bambino si trasferì con la famiglia a Calcinate presso uno zio vicario della diocesi, dove maturò la vocazione insieme a suo fratello Marco. Ordinato sacerdote nel 1813 iniziò un pellegrinaggio di predicazione in tutta Italia. Fondò la pia opera di Santa Dorotea per la formazione cristiana delle fanciulle. Con zelo instancabile nel 1838 fondò a Venezia l'Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea, che venne ad aprire anche a Brescia. A Cemmo, in Valle Camonica, mandò la futura beata Annunciata Cocchetti ad avviare un noviziato e un collegio per le ragazze. Morì il 18 aprile del 1866. Bene, ecco qui il modo di dire di oggi. Quando gli entrò penture n'ampiat, resta senza il più educat. Vediamo un po' che ne sanno a Napoli di questo modo di dire. In compagnia di questa bella e simpatica coppia, come vi chiamate? Il vostro nome, what's your name? Daria. Andrei. Ok, questo faccio finta di capirlo, ma Andrei penso, un condizionale, tempo presente. Oh, qui c'è il proverbio in dialetto bresciano, che in Russia il dialetto bresciano è quotidianamente parlato, no? Quando ien trop enturen an piat resta senza il pio educato. Oh, niente, più che di grande madre Russia sembra di Brandico, Brava. Do you know Brandico, Berlingo, Berlinghetto? No. No, Orzinuovi, Coniolo? No. No, niente. Concesio, magari Concesio, un po' più... Lumezzane, conosci Lumezzane? No. Strano, avrei detto invece il contrario. Ora siamo in compagnia di Raffaele, di Vincenzo e di Raffaele, amici, proprio qua si tifa Napoli alla grande. Abbinati, sempre Forza Napoli, sì, amici di lunga data, ci unisce di questa passione. Ma come avete fatto a conoscervi? Tu dicevi che sei nato a Monza ma vivi a Catania, tu invece sei napoletano. No, sono di Catania anch'io, catanesissimo, però Catania e Napoli alla fine sono città gemellate, quindi... Vabbè, insomma, quindi siete qua a farvi due passi, sono città gemellate nel calcio. Sì, ma non solo, per qualsiasi cosa, sempre Etna, Vesuvio, quindi siamo sempre figli del vulcano. Figli del vulcano, ecco, bravo, questo si dice. E invece noi siamo qui per lavorare, noi abbiamo una missione culturale, dobbiamo portare il dialetto bresciano nel mondo, magari un giorno verremo anche a Catania. Con piacere vi ospiteremo, no? È normale. Ci sarà, poi mi dite una parolina in catanese. Chi legge? Dai, prova tu, il futuro dottore, medico. Vai, prova, sì, andrà bene. Allora, speriamo. Quando gli entrò penduren, ambiat resta senza il più educato. Quando gli entrop enturen ampiat, quando c'è troppa gente, troppi commensali. resti senza niente. È la persona più educata. Resti senza niente, non mangi. Come dici, quando c'è i buffet gratuiti, quelle cose, capita. In maniera più semplice. Food e malavinita. Cosa catanese? Sì, e che significa? Siciliano. Senza troppa confusione, ma poi nulla di concreto. Tutto sì. fumo e niente arrosto, ecco in italiano. Sì, però in realtà se ci sono quei buffet gratis, quello più educato. Ne approfitta uno, certo. Tu non sei così. No, per niente, Non assolutamente. è così. Io no, assolutamente no, forse lui un po'. Un pochetto, sì, Secondo me sì. No, niente, si stava dicendo del più del meno. Grazie a tutti, al Maschio Angioino, alla prossima, ciao!